La rivisitazione del piano parcheggi del comune di Treviso inizia anche da questi nuovi posti auto. Dopo 6 mesi di lavoro è stato inaugurato il parcheggio in via Lancieri da Novara. Per l'amministrazione comunale il futuro della sosta in città è chiaro: riuscire a garantire alla cittadinanza e ai turisti parcheggi facili da trovare e a costi sostenibili. Per questa giunta il piano ereditato dal sindaco Manildo è totalmente da rifare. È forte volontà di questa amministrazione sedersi con Parcheggi Italia, che andrà a gestire i 2 grandi interventi di parcheggi, per rivedere alcune di quelle condizioni che erano state stabilite dall'amministrazione Manildo. L'urgenza innanzitutto è discutere sul project financing che prevede il pattinodromo e il Cantarane, entrambi a pagamento con spesa pubblica e un saldo di parcheggi minore rispetto a quello che abbiamo attualmente. Quindi il primo passo è ridiscutere quel project financing laddove naturalmente ce ne fosse la disponibilità e la possibilità tecnica. L'incontro con Parcheggi Italia è in programma la settimana prossima. Il comune intende avviare una trattativa, anche se i margini di manovra sono compromessi dalle decisioni precedenti, secondo De Checchi. A mio modo di vedere mancano parcheggi, manca una dislocazione corretta dei parcheggi e deve essere ripresa in mano anche la politica della tariffa dei parcheggi, che così com'è ha bisogno di essere rivista, perché non è più immaginabile mantenere gli stessi costi per gli stessi stalli durante tutta la settimana in maniera indiscriminata. Questi 88 nuovi posti auto, completamente gratuiti e vicini alla città, sono stati realizzati grazie a un investimento di Alto Trevigiano Servizi di 300.000 euro. Parcheggi nuovi, parcheggi innovativi. Assolutamente sì, quello di oggi è uno dei primi parcheggi che inauguriamo in sinergia con l'amministrazione comunale di Treviso, un parcheggio che potremmo definirlo un parcheggio con la P maiuscola sia dal punto di vista architettonico che soprattutto ambientale. È un parcheggio infatti che ha visto un occhio di riguardo a quella che è la piantumazione del verde, con piantumazione di siepi, grazie a cui superficie foliare è possibile assorbire molti inquinanti, nuove specie arboree, ma soprattutto ha visto la stesura di una particolare sostanza fotocatalitica che consentirà sia di giorno con la luce solare che di sera con quella artificiale di ridurre sostanze inquinanti presenti in atmosfera.